Buonasera dalla redazione di Teleuropa Network, ben ritrovati puntualissimi col nostro telegiornale, tanti gli argomenti ma partiamo dai titoli. Il maltempo ha colpito pesantemente la Calabria, ovunque si registrano danni. Questa mattina violente mareggiate lungo la costa tirrenica, il Crati spaventa gli abitanti di Turio. L'operazione interforze di ieri, che ha portato al fermo di 18 persone, testimonia l'efferatezza dei clan che insistono sulla città di Cosenza, alla testa di una delle consorterie criminali, un incensurato. Dopo Salvini, anche la Meloni oggi a Cosenza non ha fatto il nome del candidato, non sono nelle condizioni di dire di più, chiedetelo al leader della Lega. Il buco dell'ASP di Catanzaro in 4 anni è passato da 7 milioni a 52, si va verso il dissesto finanziario. Il Cosenza e il Crotone domani in campo, i silani affrontano la neopromossa Pordenone, gli ionici ospiti della Salernitana. Ancora buonasera da Anna Franchino, ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. È tornato il sereno in molte zone della nostra regione, ma il maltempo delle scorse ore che ha colpito pesantemente la Calabria ha fatto registrare ovunque diversi danni. Stamattina violente le mareggiate lungo la costa tirrenica, il Crati invece spaventa gli abitanti di Turio. Ieri la pioggia e il vento, oggi le mareggiate. Il maltempo sta interessando la Calabria da nord a sud e la tregua delle prossime ore servirà a contare i danni già evidenti su tutto il territorio. Queste immagini amatoriali girate in mattinata mostrano il litorale di Paola, sferzato dalle onde del Tirreno. I lidi e le strutture dalla costa vengono quasi sommerse dal mare. La motonave Porta Auto Grande Mirafiori, ormeggiata nel porto commerciale di Gioia Tauro, a causa delle forti raffiche di vento che hanno raggiunto i 70 nodi, ha rotto gli ormeggi andando a finire nel bacino portuale. Dopo alcune ore, nonostante le condizioni meteo marine avverse, la motonave è stata ormeggiata in sicurezza lungo la banchina di Levante. Scuole chiuse oggi a Tropea e Bagnara Calabra per effetto dell'ordinanza dei sindaci. A Tropea disposto anche il divieto di transito pedonale e veicolare sul lungomare fino alle 22 di oggi. Massima allerta anche lungo la costa vibonese a causa delle mareggiate alimentate anche dalle raffiche che hanno flagellato tutto il litorale da Pizzo a Nicotera Marina, ma anche nell'entroterra si sono registrati non pochi disagi. Innumerevoli da tutte le parti della provincia le chiamate e gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo, che hanno fronteggiato l'emergenza richiamando in servizio anche 2 squadre libere, operando soprattutto per liberare la viabilità ostruita da alberi caduti e rami spezzati, ma anche per i tetti scoperchiati, tegole e lamieroni divelti, pali e illuminazione pubblica abbattuti. Non si registrano al momento danni a persone. Preoccupazione la serata di ieri a Rende, dove dal tetto di uno stabile si è staccata una lamiera che è rimasta appesa a penzoloni rischiando di cadere giù su un'area molto frequentata. L'intervento dei vigili del fuoco, con un automezzo dotato di scala, ha permesso di rimuovere la lamiera e mettere in sicurezza la zona. Pericoli in città e sulle arterie stradali per la caduta di alberi. Le carreggiate sono state invase in più punti da rami e tronchi spezzati dal vento. Intanto anche il centro funzionale multirischi dell'Arpacal ha diffuso i dati sulle precipitazioni intense registrate nelle ultime ore e in modo particolare sulla fascia tirrenica. Nelle ultime 24 ore valori significativi sono stati rilevati nelle stazioni di Domanico 124 mm, San Sosti 107, Altiglia 106, sulla catena costiera e nella Valle del Savuto. In quasi tutte le stazioni anemometriche, riferisce ancora il multirischi, le raffiche di vento sono state superiori a 70 km/h, con picchi nella stazione di Mormanno con 120 km/h, in quella di Motta San Giovanni circa 110, in quella di Gimigliano Corbino 106 e in quella di Altiglia 96. Quanto ai corsi d'acqua, c'è stato un generale innalzamento del livello idrometrico, in particolare il livello del Crati alla sezione di Sibari ha superato i 4 metri. Ecco le immagini girate questa mattina a Turio, nella zona interessata un anno fa dallo straripamento del Crati che ha costretto diverse famiglie a lasciare le proprie case. Qui sono stati i vigili del fuoco con il loro intervento a scongiurare il peggio, riferiscono gli abitanti della zona che attendono soluzioni definitive. E a proposito di maltempo, vi mostriamo adesso le immagini della tempesta che ha colpito Scilla nel Reggino. Vedete proprio onde altissime
che hanno flagellato la cittadina del Regino, un'intensa mareggiata che ha interessato anche molte case. Vedete proprio la gente che corre via impaurita. Scilla è uno tra i comuni colpiti da questa violenta ondata di maltempo, fra cui anche Bagnara e Palmi, che sono stati interessati dalle forti mareggiate, vento forte, piogge intense, ma anche l'acqua del mare che ha invaso le case della nota località turistica. Proprio vi stiamo mostrando adesso queste immagini che fanno davvero paura. Torniamo in studio perché parliamo adesso di cronaca, torniamo all'operazione interforze denominata Testa di Serpente di ieri, che ha portato al fermo di 18 persone e testimonia l'efferatezza dei clan che insistono nella città di Cosenza. Un boss incensurato a capo del clan, Roberto Porcaro, indicato come il nuovo padrino della cosca Lanzino-Patitucci federata con quella degli Zingari, sodalizio sgominato dell'operazione interforze che ieri ha portato al fermo di 18 persone, più volte in passato è stato coinvolto in inchieste sulla criminalità organizzata, ma è sempre stato assolto. L'ultima sentenza di non colpevolezza solo poche settimane fa per l'omicidio di Luca Bruni. Adesso per Porcaro si sono nuovamente spalancate le porte del carcere. È stato arrestato nell'inchiesta Testa di Serpente della DDA di Catanzaro. Alla Porcaro sono state contestate delle condotte estorsive a danno di attività commerciali, in particolare un'attività operante nel settore della ristorazione a rende, e quindi sono state ricostruite le dinamiche relative a questa richiesta estorsiva presso la cui attività commerciale lavorava il cognato. Ed è uno spaccato inquietante quello che emerge dall'indagine che ha colpito i clan egemoni nella città dei Bruzzi, gli italiani che facevano appunto capo a Porcaro e gli Zingari al cui vertice c'erano i fratelli Luigi, Marco, Nicola e Francesco Abruzzese. Un'inchiesta che ha svelato l'attuale assetto delle cosche cosentine che dopo la stagione degli scontri, degli agguati e dei morti ammazzati avevano siglato un patto per dividersi i proventi delle estorsioni, della droga e dell'usura. Una pax mafiosa che non è sfuggita alla procura antimafia guidata da Nicola Gratteri, che ha voluto vederci chiaro, scoprendo nel corso delle indagini delegate a polizia, carabinieri e guardie di finanza il fuoco che ardeva ancora sotto la cenere. Commercianti e imprenditori erano costretti mensilmente a pagare il pizzo, quote che arrivavano in alcuni casi ad oltre 500 euro. Anche gli espositori impegnati nella fiera di San Giuseppe dovevano pagare la tangente e i metodi per convincere chi tentava di opporsi erano i soliti: pestaggi, minacce, intimidazioni. E con l'approssimarsi delle feste comandate era anche richiesto un extra, soldi che poi venivano reinvestiti nell'usura con interessi che arrivavano anche al 200%, uno scenario delineato da indagini classiche con pedinamenti e intercettazioni avvalorate dalle dichiarazioni di alcuni pentiti. Tra tutti spicca il nome di Celestino Abruzzese, settimo figlio di Fioravante Abruzzese, detto Banana, che ha raccontato agli inquirenti la mafia degli Zingari. Erano i suoi fratelli al vertice della componente nomade della cosca. Determinante ai fini della loro ascesa sarebbe stato l'omicidio di Luca Bruni, considerato il reggente dell'omonimo clan, ucciso il 3 gennaio del 2012 perché il suo tentativo di organizzarsi per ampliare il raggio d'azione della cosca sarebbe stato in contrasto con gli accordi stabiliti dal patto esistente tra italiani e zingari. Un lavoro complesso quello degli inquirenti anche per le ripetute fughe di notizie, e nell'inchiesta è indagato per rivelazione di segreto investigativo anche un poliziotto smascherato dai suoi colleghi della questura di Cosenza. La politica adesso, perché è stato un weekend caratterizzato dalla presenza dei leader nazionali in Calabria. Ieri a Catanzaro Luigi Di Maio ha ufficializzato la candidatura a presidente per il Movimento 5 Stelle del professor Francesco Aiello. Luigi Di Maio arriva al Casalinuovo di Catanzaro per annunciare ufficialmente il candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Calabria. Il nostro candidato presidente è un professore universitario di questa terra che ha studiato in questa terra e ci è rimasto, perché Francesco è uno dei tanti, Francesco Aiello è uno dei tanti docenti universitari che in questo momento, se volesse lasciare questa terra, potrebbe avere molte più occasioni in tutta Europa, ma rimane qua. Francesco Aiello, che sulla piattaforma Rousseau ha ottenuto il 53,1% dei voti e da oggi ufficialmente in campo, ai giornalisti dice: bisogna cambiare la metrica della campagna elettorale.
La presenza di un rappresentante della società civile come sono io è esattamente la risposta al bisogno in questa campagna elettorale di introdurre una nuova metrica, nuovi temi e nuovi tempi al dibattito che andremo a fare da qui fino al 26 di gennaio. È una proposta politica sia innovativa nei contenuti sia soprattutto nei modi in cui vorremmo portare avanti la discussione in questa campagna elettorale, che sarà puntata non tanto sui personalismi, ma io sfiderò in maniera positiva i miei avversari sui temi. Nella città capoluogo manca qualcuno tra le fila dei pentastellati, l'assenza non sfugge al capo politico che dice le sirene dall'una e dall'altra parte si stanno facendo sentire, ma posso dire che chi sceglie le scorciatoie finisce per far morire il movimento. Solo una battuta, perché l'attenzione ora è rivolta alla campagna elettorale. E questa mattina a Cosenza invece la leader dei Fratelli d'Italia ha spiegato che il centrodestra non ha ancora il suo candidato alla presidenza, ma il partito ha già pronte le sue liste. La leader di Fratelli d'Italia a Cosenza fa il pieno Altieri, accanto a lei Vandaferro, i consiglieri regionali Fausto Orsomarzo ed Ennio Morrone a sostenere Giorgia Meloni. Arrivano anche dalle altre province l'attenzione sul nome del candidato alla presidenza della regione per il centrodestra. Non sono nella condizione, diciamo così, di dare una parola definitiva sul nome del candidato del centrodestra in Calabria. Noi ci siamo visti una settimana fa con gli alleati della coalizione, eravamo sostanzialmente pronti con tutti i nomi, aspettavamo delle risposte, aspettiamo delle risposte dagli alleati, noi di Fratelli d'Italia che eravamo d'accordo praticamente su tutti i nomi che erano usciti e speriamo che quelle risposte arrivino presto, soprattutto da parte, devo dire, della Lega di Matteo Salvini. Io sono pronta a annunciare tutti i candidati del centrodestra nella giornata di oggi, se arrivano le conferme che dovevano arrivare. Ecco, mi dispiace che ancora non si riesca a definire un quadro che di fatto era già definito, ma per quello che ci riguarda noi saremmo pronti subito se si sbloccano le candidature di tutte le regioni nelle quali si vota. La Meloni ha comunque precisato che le liste sono pronte, le idee chiare, con decisione ha ribadito lo slogan "Prima l'Italia per la Calabria". Ecco le priorità. Noi abbiamo 3 priorità per la Calabria: lavoro, lavoro, lavoro. E il lavoro qui si crea soprattutto avendo il coraggio di fare investimenti di lungo termine. Non è il mantenimento a metadone con il reddito di cittadinanza della condizione di povertà nella quale troppe famiglie in un territorio come questo versano. E continua invece il viaggio in camper di Carlo Tanzi, candidato governatore in Calabria. A Catanzaro un incontro sulla cosiddetta statale della morte. La strada della morte, la 106, al centro dell'incontro a Catanzaro del candidato alla presidenza della regione Carlo Tanzi, che ha incontrato l'associazione che da anni si batte per ottenere interventi su un'arteria stradale che ha il record di incidenti e purtroppo di morti. Carlo Tanzi che continua con il suo camper arancione nell'intento annunciato che è quello dell'incontro e dell'ascolto dei bisogni di questa regione. 106 che è stata costruita 100 anni fa e in molti tratti della 106, soprattutto nel Reggino e anche in alcuni tratti in altre province, la 106 è esattamente identica a quella di 100 anni fa, non è cambiato niente, solo che 100 anni fa circolavano poche macchine o pochi buoi e oggi ne circolano almeno 100 volte in più, quindi in pratica è una statale che è assolutamente inadeguata e stretta. Oggi proporremo un cronoprogramma, cioè un calendario in cui diciamo entro 6 mesi si fa questo, entro un anno si fa questo, entro 3 anni si fa questo, entro 5 anni si fa questo. Questo è il cronoprogramma. La 106 deve diventare, dopo 30 anni di progetti tenuti nei cassetti realizzati, deve diventare un fatto concreto. Lasciamo adesso la politica, parliamo del buco dell'ASP di Catanzaro. In 4 anni è passato da 7 milioni, pensate un po', a 52, si va verso il dissesto finanziario.
C'è un buco enorme nelle casse dell'ASP di Catanzaro, commissariata per infiltrazioni mafiose. I commissari straordinari hanno accertato l'incapacità dell'ente a far fronte ai debiti. In 4 anni il deficit è passato da 7 milioni e mezzo di euro a 52 milioni. Una situazione debitoria che ha spinto i 2 commissari dell'ASP catanzarese a deliberare l'atto con il quale si certifica lo stato di dissesto finanziario dell'azienda e l'avvio della gestione straordinaria. Nella delibera trasmessa al commissario Cotticelli hanno evidenziato il quadro devastante in cui si trova l'ASP. Ci sarebbero dunque i presupposti per avviare la procedura di dissesto. Dal 2014 al 2018 i conti dell'ASP hanno peggiorato notevolmente la performance. Nel 2014 l'esercizio finanziario si era chiuso con una perdita pari a 7.554.000 euro, mentre nel 2018 si è arrivati a contabilizzare un deficit di oltre 40 milioni. Ma cosa ha fatto lievitare i costi dell'ASP? Ci sarebbero delle anomalie, come l'aumento della voce manutenzione e riparazione, passata da 59.000 euro del 2016 a oltre 784.000 dell'anno successivo. Sarebbero state accertate dunque gravi e reiterate irregolarità nella gestione dei bilanci, soprattutto per quanto concerne l'acquisto di beni e servizi e le manutenzioni, e il quadro che emerge è davvero preoccupante. Adesso altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca. Con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, 2 persone sono finite nei guai a Tropea. Un 31enne è stato arrestato, un minorenne segnalato alla polizia. Durante una perquisizione all'abitazione dell'uomo, gli agenti hanno trovato 200 grammi di marijuana, suddivisa in dosi pronte per la vendita, ma anche cocaina, un bilancino di precisione, la somma di 1.600 euro ritenuti provento dello spaccio. Un disoccupato denunciato alla Lamezia Terme per porto ingiustificato di armi. L'uomo, 39 anni, è stato fermato nel corso di un controllo dei carabinieri. All'interno dell'auto sono state trovate 2 asce lunghe rispettivamente 98 e 68 centimetri. Un 31enne pakistano è stato denunciato dalla polizia di Crotone per tentata rapina, resistenza pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le sue generalità. Su segnalazione della sala operativa della pattuglia intervenuta in via Acquabona del capoluogo, constatando che lo straniero avrebbe tentato di impossessarsi del marsupio di una smartwatch di una 40enne polacca residente a Crotone. Adesso parliamo di calcio con il Cosenza e il Crotone che scenderanno domani in campo. I silani affrontano la neopromossa Pordenone, mentre i pitagorici ospiti della Salernitana. Un secondo tempo da incorniciare e la necessità di fare punti, soprattutto negli impegni casalinghi, contro qualunque avversario. Poco importa se il Pordenone è la sorpresa del campionato e da neopromossa occupa la seconda piazza alle spalle del Benevento, così come non conta più di tanto il fatto che i friulani fuori casa abbiano raccolto ben poco rispetto ai punti conquistati alla Dacia Arena. I lupi non possono fare né calcoli né considerazioni, ma soltanto vincere per migliorare la propria classifica e arrivare al Giro di Boa in una posizione più favorevole rispetto a quella odierna. Il Cosenza ha i mezzi per tirarsi fuori da una situazione delicata. Domani alle 15 al Marulla dovrà giocare una gara perfetta per gettare le basi per un rush finale importante e convincere anche chi si è allontanato dai seggiolini dello stadio a tornare sui suoi passi. Io mi auguro di arrivare quanto prima a fare 90 minuti come il secondo tempo di Perugia, perché allora problemi non ne abbiamo. Le squadre di Tessè sono molto fisiche e molto aggressive, non è facile giocare contro di loro. Dobbiamo fare una bella partita noi, sfruttando il fatto che siamo in casa, sfruttando il fatto che veniamo da un risultato buono, perché secondo me pareggiare a Perugia a volte si fa passare tutto in secondo ordine, per me no, perché secondo me quando giochi in quella maniera ti lascia ben sperare. Perciò vediamo domani che partita sarà. Io mi auguro di vedere il Cosenza che ho visto nel secondo tempo di Perugia e poi facciamo conti alla fine. Troverà una Salernitana in crisi il Crotone, che scenderà in campo all'Arechi domani alle 21. Le sconfitte esterne hanno tolto qualche certezza agli uomini di Stroppa, che hanno perso un po' di brillantezza, forse anche a causa dell'assenza di Benali. Sarà Messias, come al solito, il fulcro del gioco pitagorico. A lui si chiede di ispirare Simi, stavolta forse la seconda punta. Il tecnico insiste sull'impianto di gioco adottato finora. I risultati non premiano il Crotone, ma la strada è quella giusta. Scordatevi un piano B. Scordatevelo in assoluto, questo per il sistema di gioco, perlomeno per l'inizio, perché i numeri a maggior ragione adesso dopo 15 partite sono ancora più impietosi, se vogliamo, nella forbice tra le cose che fa la squadra e quelle che non riesce a fare. Quindi se così non fosse stato
e quindi nel momento in cui la squadra non si fosse espressa come si sta esprimendo, quindi tenendo conto di tutto quello che fa in attacco, di tutto quello che fa in fase difensiva, allora forse lo potevo prendere in considerazione. Ma la squadra, per quello che fa, non è assolutamente da stravolgere. Parlo per il sistema di gioco. In corsa può anche succedere. A Cosenza adesso per la presentazione del libro di Gregorio Corigliano. Nero di seppia dai taccuini di un giornalista seduto in riva al mare è il titolo del nuovo volume di Gregorio Corigliano presentato a Cosenza sul terrazzo Pellegrini. Il nero di seppia è il colore della penna che io ho adoperato e che continuo ad adoperare, che ha l'inchiostro, e l'inchiostro di colore nero si chiama nero di seppia. Con quella stilografica, con l'inchiostro color nero di seppia, ho scritto i miei taccuini, che non sono pochi perché non sono più giovane, ahimè. Da quelle agende ho scritto i miei taccuini, che fanno riferimento fondamentalmente al mare. Si tratta del mare del mio paese, che è un paesino in provincia di Reggio, sul mare appunto, il primo della provincia di Reggio, lato mare, dove io vado ogni volta che vado in questo paese che si chiama San Ferdinando. E adesso vediamo le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Sabato sentiremo ancora gli effetti della perturbazione a carattere freddo che ci ha investito nelle ultime ore. Domenica il tempo è in graduale miglioramento per una rimonta anticiclonica di stampo africano. Domani sereno o poco nuvoloso ovunque con temperature in sensibile aumento. Passiamo a mari e venti. Domani inizialmente il Tirreno sarà molto mosso e lo Ionio poco mosso o mosso, ma con generale tendenza ad attenuazione del moto ondoso ovunque. Venti deboli o quasi calmi. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e vi auguro un buon weekend, arrivederci.